Parigi, 5 dicembre 1882. Caro papà, quando riceverai questa mia, io sarò già in viaggio per l'Africa. Spero che vorrai perdonarmi il modo in cui sono partito. Tenevo troppo alla crescita del mio piano per arrischiare di comprometterlo col parlarne. Forse ho fatto male, ma che vuoi, era un'idea fissa, una questione di forza irresistibile. La sola cosa che mi addolora, partendo, è il pensare a ciò che ne soffrirà la povera mamma. Vedi di consolarla e di persuaderla che il viaggio a cui mi accingo non è un viaggio di esplorazione, ma una semplice escursione scientifica in paesi già noti, allo scopo di far raccolte ed osservazioni. Nei paesi dove vado, il nome di Brazza è conosciuto ed adorato come quello d'un dio, per cui non abbiamo niente da temere. Io mi internerò nell'Africa con Giacomo Brazza, che fa questa spedizione per suo conto ed a sue spese. Però la coincidenza del nostro viaggio con la prossima spedizione del conte Pietro ci faciliterà non poco la nostra impresa. Io intanto parto solo per Gabone, dove devo preparare alcune cose prima della venuta di Giacomo, che mi raggiungerà fra breve. Lambaréné, 9 marzo 1883. Comincio oggi il mio giornale, ma prima di parlare degli avvenimenti della giornata, bisognerà che faccia un po' di riassunto degli avvenimenti che ebbero luogo dal giorno che arrivai al Gabone. Il Gabone, se non fosse in Africa, sarebbe un bellissimo paese, in riva al mare, con un clima caldo sì, ma non tanto come si potrebbe aspettarsi sotto l'equatore, grazie ad un'arieta di mare che soffia quasi costantemente. Arrivammo al Gabone il 29 gennaio alle 8 di sera e passammo dal bordo del Cotre, che ci aveva portati da Saint-Thomé al Gabone, a bordo del Cantinat, vecchia nave da guerra francese ancorata costantemente nella baia di Libreville. I primi giorni della nostra installazione ebbimo il tempo di girare un po' i dintorni di Libreville e di visitare la missione, Glace e i villaggi dei dintorni. Libreville ha un bel centro di grandi case, costruite in muratura, appartenenti per lo più al governo, e sui due lati, lungo la spiaggia, sono poste le fattorie e le case dei private, costruite per lo più elegantemente ed ingegnosamente in bambù. Dietro, verso l'interno, ci sono i villaggi degli indigeni. Il 27 febbraio ci imbarcammo a bordo del Mkwe, coi 20 neri che avevamo ingaggiato al Gabone. Le sponde del fiume Ogooué, alle sue foci, sono letteralmente coperte di mangrovie, che è quell'albero che cresce nelle paludi più marce e mefitiche e che lascia cadere dai suoi rami delle lunghe radici a guisa di corde, le quali piantandosi per terra e producendo nuovi alberi e per conseguenza nuove radici, formano un insieme impenetrabile, nido di miasmi, di febbre e di serpenti. Passato il delta del fiume, la vegetazione comincia a cambiare. La seconda parte del fiume è quasi completamente priva di boscaglie, che sono qui sostituite da grandissime estensioni coperte di papyrus. Incontrammo, durante il nostro viaggio, parecchie bande di ippopotami, che al nostro apparire tuffavano la loro enorme testa sott'acqua, rincomparendo più lontano, soffiando l'acqua con le loro narici. Lambaréné. La sera del 2 marzo alle 8 arrivammo a Lambaréné. Il giorno dopo sbarcammo le nostre casse grazie alla compiacenza del signor Schulz, che ci ospitò nella sua fattoreria. La fattoreria di Schulz, posta a metà strada fra la missione cattolica e la fattoreria Hutton, somiglia a tutte le altre fattorerie dell'interno. Un grande locale su palafitte, con veranda tutto intorno e col terreno circostante coperto di magazzini, tettoie e casette, il tutto in bambù o in tavole coperte di paglia. Arrivo di Pietro di Brazzà.
2 maggio 1883. Il conte Pietro è arrivato con la maggior parte della spedizione. Fu un vero avvenimento. L'accoglienza fatta al conte Pietro dai neri che si trovavano qui fu commovente. Sparsa la notizia del suo arrivo, da ogni parte arrivavano piroghe cariche di gente venuta per vederlo e per salutarlo. Gli Aduma, che ora sono qui in quantità venuti a portare il caucciù dalle fattorerie, erano come pazzi e gridavano che il loro padre era ritornato. Tutti volevano baciargli la mano come un vero padre che da lungo tempo non si è riveduto. Non so capire come un bianco possa o abbia saputo ispirare tanta confidenza a questa gente malfidente per natura. Partenza da Lambaréné. Lambaréné, 7 giugno 1883. Domani partiamo per Franceville. Partiamo con un convoglio strepitoso. Figurati, 60 piroghe, 1.000.000 di pagayers, da 12 a 15 bianchi e un centinaio di laptoti. In viaggio sull'Ogooué, 21 giugno 1883. Non c'è niente di più bello che di scendere il fiume in piroga o rimontarlo là dove l'acqua è calma. Ma i rapidi sono ciò che mai si può immaginare di più noioso e opprimente. Figurati un fiume che corre rapidissimo in una vallata di colline e montagne, il letto del quale sia seminato di scogli piccoli e grandi che ti sbarrano la riviera in ogni senso e che ti coprono il fondo di punte nascoste dall'acqua e perciò più pericolose. L'acqua del fiume, costretta dagli scogli ad incanalarsi in passaggi strettissimi, è di una rapidità vertiginosa. Forma i famosi rapidi dell'Ogooué. Il risalire questi rapidi è quanto si può immaginare di penoso e difficile. Le pertiche, una lunga corda attaccata sul davanti della piroga, e le pagaies sono gli arnesi coi quali si avanza a seconda dell'intensità del rapido. Le vite che questi poveri neri devono fare per vincere la forza delle acque sono qualcosa di inaudito. Tutto il giorno nell'acqua, nuotando da uno scoglio all'altro per portare la corda e per sollevare e spingere a braccia e spalle la piroga impigliata sui sassi e poi, arrivati alla tappa, dormire nudi sulla sabbia, con le notti fredde d'adesso e con le rugiade copiosissime di qui. Noi metteremo 2 buoni mesi ad arrivare a Franceville. Le rive dell'Ogooué sono piuttosto belle, ma non molto africane. Mi parrebbe di essere piuttosto dalle parti di Tricesimo, Tarcento o Soppo che in Africa. A Nghiole il fiume comincia ad essere fiancheggiato da montagnole o colline, se vuoi, tutte coperte da boschi, mentre poco dopo, agli Apingi, il paesaggio cambia, in quanto che le colline, invece di essere imboscate, non hanno che i piedi coperti di boscaglia, mentre tutto il resto è coperto di praterie interrotte di quando in quando da qualche tratto di bosco. «31 luglio 1883. Pawen. Eccomi finalmente arrivato a Franceville, dopo 52 giorni di viaggio felice, ma noiosetto, anziché no. Altro che le diligenze. Dovete aver ricevuto una lettera a lapis scritta in piroga e che vi spedii da Ajuca. Da qui alle cascate di Boué, niente di rimarchevole, tranne i Pawen dell'Alto Ogooué, che è un popolo, il solo, veramente interessante, perché è selvaggio fino al midollo delle ossa, intelligente ed ardito. Il Pawen ha un tipo marcato ed affatto differente dal resto delle tribù della riviera, sia per le acconciature che per gli ornamenti, per le armi, per le abitudini che per la lingua.
coi capelli lunghi. I capelli, essendo crespi, formano una specie di parrucca tutta di cordoncini, precisamente come quelli del can barbino. 2 seni pendenti fino a metà del ventre. Il loro vestito consiste in una collana di perle al collo ed una al di sotto dei fianchi, che non è sostenuta che dalle natiche. A questa è sospesa una pelle della piccola gazzella di qui, pelle di non più di 50 centimetri quadrati, dura e distesa come una tavola. E davanti è sospeso alla medesima collana un traversino, o meglio una fascia di stoffa indigena od europea. Hanno l'abitudine di tingersi il corpo in rosso dopo essersi unti con l'olio di palma. Quando arrivi in un villaggio Pawen, tutti gli uomini ti si fanno attorno, stretti stretti, armati del loro fucile che non lasciano mai, e del loro coltello, caratteristico di qui. Ho mandato a Meni gli esemplari. L'uomo, come in tutto il resto della riviera, è un po' più coperto che la donna, quantunque non molto. I Pawen sono commercianti abilissimi e hanno quasi esclusivamente in loro mano il traffico d'avorio. Sono pure abili cacciatori e vendono la loro selvaggina affumicata, buonissima, ai popoli vicini. Uno dei mezzi di caccia più usati e profittevoli sono le lunghissime reti di corda con cui pigliano delle grandi retate di antilopi, cinghiali, eccetera. Il Pawen tende sempre ad avvicinarsi alla costa, dove i primi sono quasi già arrivati e gli altri emigrano continuamente, discendendo gli intieri villaggi. Credo che quando i Pawen saranno alla costa potranno rendere dei veri servizi a Duma. Dopo i Pawen, un altro popolo interessante, non per se stesso ma perché numeroso e navigatore per eccellenza, viene l'Aduma. Il paese degli Aduma è il solo della riviera che abbia un aspetto ameno, fertile, coltivato e che si cavi dall'eterna monotonia di paesaggio che ti opprime da Lambaréné a Franceville. L'Aduma, come industria, ha la fabbrica dell'olio di palma, di stuoie belle e di stoffa indigena in foglia di palma. Coltiva molto bene e fa le piroghe e le conduce alla perfezione. Del resto, come popolo selvaggio, non ha niente di caratteristico, è pacifico e pauroso. Gli Aduma sono ghiottissimi di carne e venderebbero la primogenitura, se ne avessero, per un pezzetto di capretto o d'altro. Ti basti dire che, interrogato un capo Aduma, perché non si allevassero i porci nel suo paese come si faceva nelle tribù vicine, rispose che avevano provato, ma che li avevano trovati così buoni che avevano sempre finito per mangiarli tutti. Dopo gli Aduma ci sono parecchie piccole tribù come gli Obamba. Gli Obamba sono rimarchevoli per il modo relativamente sorprendente con cui lavorano il ferro, che ritirano essi stessi dal minerale. Sono sempre armati di una o più sagaglie benissimo fatte ed un piccolo arco con un astuccio di frecce avvelenate, più un bel coltello a loro speciale. La sagaglia è un'arma buonissima e in mano di un buon tiratore, abbastanza rari del resto, vale come un fucile. Ben inteso, un fucile di tratta caricato con la polvere di tratta a pezzi di marmitta. Franceville è posta sull'alto di una collina, da dove si gode di una vista estesa ed abbastanza bella. Tutto il paesaggio consta di colline non molto alte, coperte di un'erba altissima, più di me, dura e secca ed ora per la maggior parte bruciata, mentre tutte le valli nel fondo sono coperte d'alberi. È strano il contrasto fra l'aspetto invernale delle colline e l'aspetto ridente delle vallate, e credo che nella stagione piovosa, quando tutte le colline che ci circondano saranno coperte di tappeti verdi, il paesaggio non sarà brutto, sebbene troppo uniforme. La stazione consta di un gruppo di case parte in paglia e bambù,
parte in tronchi d'albero, con una bella casetta in tavole per il personale superiore. Un po' di banane, palmizi e qualche albero circondano il villaggio. Settembre 1883. Oggi, verso le 2, il conte Pietro partì per la Limà. Mi si stringe il cuore nel vederlo partire. Mi pareva che, più che un amico, un fratello ci abbandonasse. Non so perché, ma vicino a lui mi sento forte, contento, sicuro. È incredibile l'energia di quell'uomo. E chi non lo vede all'opera non la può immaginare. Egli è sempre in moto e pensa a tutto e lavora per tutti. Credo che per parecchi mesi non lo rivedremo più se, come credo, non andremo noi stessi a ritrovarlo sulla Limà. Oggi Teche, capo del villaggio di tal nome, posto a qualche chilometro dalla stazione, venne a vendere un fetish. È uno dei soliti idoli che si vedono nelle loro case di fetish, ma è ben lavorato e invece di essere semplicemente in legno, è rivestito di fogli e strisce di rame e ottone. Non potrei sapere da altri la ragione di quella vendita, a dir vero strana per chi conosce questa gente. Franceville, 7 ottobre 1883. Per molte ragioni, e soprattutto per far più presto, ci siamo piantati qui a Franceville, dove a dir vero siamo installati con tutti i nostri comodi. Una buona stanzetta su palafitte, con un magazzinetto a fianco, una bella vista e buon'aria. Dicevamo dunque che è un mese o poco più che abbiamo preso possessione della nostra casetta e che pure da un mese si fanno collezioni arrabbiatamente. Abbiamo già un centinaio di pelli d'uccelli e mammiferi, di cui alcune assai interessanti. Aggiungi pesci, insetti, armi, piante, fotografie. E ti immaginerai se sia da fare. Resteremo ancora appena un mese qui, dopodiché ce ne andremo sulla Limà, con armi e bagagli, per raccogliere per qualche mese nel paese dei Batechè. Oggi si fa quasi tutta la giornata occupati a far palle a punta d'acciaio, cartucce e tutti gli altri preparativi necessari per passare alcuni giorni alla caccia dell'elefante. Partiremo domattina con Flicoteaux e con alcuni Ondumbo che ci fanno da portatori. La caccia all'elefante non è difficile, ma penosissima. Si è costretti ad una marcia continua in mezzo a spini, a liane che sbarrano continuamente il passo. Condizione sine qua non per uccidere questi animali è quella di non essere non più di due, un nero davanti. Novembre 1883. Ora che li conosco un po' meglio, dirò qualcosa sugli Ondumbo, sul loro tipo e sulla loro natura. L'Ondumbo è in generale di bellissima costituzione fisica, un bel corpo, ben tagliato, una statura alta, talvolta altissima, e accompagnata da uno sviluppo delle membra e dei muscoli da poterli spesso paragonare ai Kruman, la più bella e forte razza africana vista da me finora. La pelle, in generale, ha il colore delle tavolette di cioccolata, ma quasi sempre una sfumatura rossastra dissimula il loro vero colore, per l'abitudine che hanno, comune a tutte le tribù che incontrai finora, di tingersi con olio di palma impastato con polvere di legno rosso macinato. Sono di indole poco guerriera, non cacciano che con le grandi reti, con le quali possono sbarrare lunghissimi tratti di terreno. Sono timidi e temono i bianchi, quantunque siano contenti di averli nel loro paese. Non avrebbero mai il coraggio di rivoltarsi contro un bianco. Essi non posseggono altra arma che la zagaglia, e non c'è qualche capo che possegga un fucile a pietra più o meno suscettibile a far fuoco. La loro pettinatura, quantunque svariatissima,
è sempre basata sullo stesso principio, per lo più una serie di fette di melone, terminatisi per una trecciolina, che dividono la testa in vari sensi. Queste treccioline, talvolta in numero di 4, pendono l'una sul naso, 2 sulle orecchie e una dietro. Tal'altra si riuniscono in una sola dietro, tal'altra circondano tutta la testa. L'ondumbo è il più abile di tutte le tribù che incontrai finora nella fabbricazione dei vasellami. Le forme delle loro marmitte sono abbastanza variate e talvolta accompagnate da un certo buon gusto, sia per la forma che per il disegno. Il villaggio Ondumbo, piantato sempre o sull'alto di una collina o sulla china di questa, è ben costruito e con simmetria. Casette ben fatte, ma piccolissime e bassissime, tali da sembrare abitazioni di pigmei. Racchiudono una larga strada in mezzo alla quale sono 1 o 2 grandi edifici, generalmente a tetto acuminato, e servono a luogo di ritrovo e al bisogno di ricevimenti. In quanto al modo di portare, il più comune qui è il portar con la fronte. L'oggetto pende lungo il dorso, mentre la cinghia, passata sulla fronte, lo sostiene. Verso le 9 del mattino si parte per il villaggio di Makoko. Con la gran bandiera spiegata, col trattato firmato dal Presidente della Repubblica, sotto il baldacchino scortato dalle alabarde e dagli spadoni a 2 mani. In 2 ore di marcia lenta si arrivò al villaggio di Makoko, un piccolo villaggio con le case cadenti ed aspetto non molto prospero. In mezzo al villaggio, sopra una piccola piazzetta, dei drappi rossi erano tesi l'uno vicino all'altro e formavano una specie di padiglione per riparare dal sole noi e la corte reale di Makoko. Ecco Makoko, che esce dalla parte della cinta della sua casa. Un vecchio magro e sottile, dalla figura bonaria che cammina in punta di piedi, vestito dalla cinta in giù con parecchi pagnes di varie stoffe e colori sovrapposti l'uno all'altro. Al collo ha il suo gran collare, più una bella collana di finte pietre dure, imitazione medioevo, mandatagli tempo fa dal comandante. Siccome è calvo, porta una specie di calotta o berretto da camera sulla testa. È un berretto ricamato a punto lungo, formante dei rombi di vario colore. È lavoro del paese. Lo precede un uomo portante il suo scettro, una palla di vetro molato, di quelle che servono per i parapetti di scala in Europa, montata su una canna di ottone. Il tutto regalo di Ballet, ed un altro con la campana. Ngassa, sua prima moglie, decorata anch'essa del gran collare, lo segue poi con tutte le mogli e figli e parenti, eccetera. Si sdraia sulla pelle di tigre, appoggiando un gomito sopra un cuscino. La campana, il bastone ed un fascio di gusci di noce che non conosco sono messi davanti a lui. Ho conosciuto il fabbro che fa il collare di Makoko e l'ho visto lavorarne uno. Il collare è ammirabile e per gusto e per finitezza e precisione di lavoro. Il collare di Makoko non può essere portato dai capi da lui dipendenti sulle terre da loro direttamente governate.